Allora, amici del Bella Sicilia, vi faccio vedere ora come si inizia a fare un cestino. Iniziamo dalla base di sotto, il fondo. Si prendono dei legnetti, 4 e 4, se ne infilzano, 4 vengono infilzati all'interno degli altri, qua come già sono questi così, a forma di croce. Poi allora si prendono i primi 3 fili di questa virga, si mettono così, e si iniziano, si provano a chiudere, a bloccare così, così, così e così, e già ecco bloccato. A questo punto già è tutto bloccato, sono già bloccati. Di sotto viene fatto così e sopra viene a forma di croce che poi viene girato. E allora si iniziano. Il primo si cominciano ad allargare questi così e si cominciano a girare così, con questo sistema. Piano piano, finché, perché qua poi è più stretto, quindi si rischia di romperli. E si girano così. E già ce l'abbiamo già tutte e 3 già belli distribuiti, uno per ogni parte. Poi si continua sempre così, con questo sistema. Sempre quello che c'è dietro deve passare sempre avanti. Se no non funziona, non si riesce a fare. Così, così. Che materiali si utilizzano? Allora, queste sono tutti virga, questa virga qua è fatta tutta di ulivo selvato, tagliastro. Poi viene tutta a casa, poi l'ho messa, l'ho fatta tutta pulita, selezionata, ognuno con la sua. Come voi vedete qua, questa è più corta, questa è tutta la più corta, la utilizzo per fare il fondo. Questa è quella più lunga, poi la utilizzo per alzarlo. Quindi già è venuta tutta selezionata. Qui c'è forse pure qualche po' di olmo che poi gliela inserisco per dare un po' di colore, come là ce n'è qualcuno fatto. Quindi è un po'. Quanti anni fa questa attività? Da quando ero ragazzo, li facevo con mio padre. Quindi. Poi, non avendo altro tempo, però si dice il vecchio proverbio: impara l'arte e mettila da parte. E oggi la vado facendo, ma lo faccio sempre, come dico, più che altro per hobby, per non stare fermo, perché se uno sta fermo è morto. Però è importante che questa tradizione non si perde. Lo so che è importante, però purtroppo si perde che non c'è nessuno che la vuole imparare. Quello è il discorso. Come l'ho detto sempre, se non c'è qualcuno che si impara, non c'è niente da fare. E allora l'invito ai giovani che facciamo? L'invito è: cercate di appassionare, almeno appassionarvi al tempo perso, anziché stare col telefonino, fate qualcosa di questo. Dal momento in cui poi si iniziano a fare, poi se ne accorgono che è bello poi farlo, quando poi si vedono realizzate queste cose. Quanto tempo ci vuole per ultimare? Questo iniziate si va circa 2 ore. E poi si procede ancora con la parte Certo, poi si procede tutto. Prima si fa tutto, questo il giro si farà circa un'oretta, poi si procede ad alzarlo tutto con la parte alta, si mette questa che è la canna, già pronta, preparata. Quella della base. Ora sto cercando di fare un giro all'incontrario in modo che queste poi mi stanno dritte, se no si aprono tutti. Questo si chiama il giro di fondo. E così si va completando. Buongiorno. Ecco qua. E così, fatto questo giro di fondo, poi si alza e poi si mette la canna. Io ho qua il giro di fondo per dare un pochettino di tocco, di colore. Ci ho inserito un filo di virga di un altro colore di olmo, che poi la stessa gliela riporto ora sopra qua, ma solo per dare un po' di colore, non è che poi cambia. Poi quella di olmo e l'ulivo hanno la stessa resistenza, quindi sono eccezionali. Poi l'importante è ora, quando si inizia qua, che ogni giro si deve infilzare, se ne deve mettere un filo nuovo. Il filo nuovo non deve andare messo qua, deve andare messo dietro, possibilmente un filo dentro, se no poi quello si stacca, per tenerlo fermo.
così, con questo che si fa. Sto infilzando questo filo, guarda dove lo vado a mettere. Vedi, questo è qua, e allora io questo lo metto qua così, più dietro, già dentro, in modo che poi già mi sta fermo e non mi tira avanti. Lo rigiro e lo riporto a posto nuovamente, così. E va girato così. Mi puoi dire perché ci hai lasciato quei legnetti? Li posso tagliare pure prima come li posso lasciare tagliare pure dopo, quindi non cambia niente. Tutto così. E continuiamo con questo sistema. E allora qua inserisci un filo di questo colore, così si va spezzando. Questo viene inserito qua, avanti, possibilmente sempre nel filo interno, quanto in modo che poi non si apre, e si fa così. E si continua sempre, l'ultimo filo, l'ultima base deve passare da prima avanti, come tutto, dal momento in cui si inizia fino a quando poi si finisce. E poi ci si fa tutto il giro come quelli che sono fatti là. Ce li mostra i suoi cesti? Facciamo vedere il, Sì, prego. Il lavoro Guarda finito. che c'è là. il lavoro finito. Sì, Se lo sì. presenti lei. E allora, questi sono i famosi cestini che io vado facendo in giro, che ve li faccio. In questo vedi c'è messo un po' di un altro colore, c'è l'olmo messo, iniziato proprio per dare quel tocco di colore, che poi sembrano più bellini. In questo ci è messo pure qua in questo giro, e questo ci hanno messo pure nel fondo un poco, ma è solo per fare darle del colore, non è che poi cambia. Questo invece è molto più piccolino, anziché essere fatto con 16 fili, questo è fatto con 12, perché è più stretto, sennò poi la canna non si poteva piegare. Quindi questo è sempre normale, lo stesso, in questo non ce n'è ombre, è tutto pulito. Ma per cosa vengono utilizzati? Allora, questi sono i famosi cestini che si utilizzano per il cencio tavolo, portare il pane, questo mettiamo, questi sono più grandetti, va bene, uno lo mette sul tavolo, mette la frutta, che sono bellini. Poi questi sono tutti i calciatori, sono i panari, sono tutta questa roba qua. E questo è un famoso cesto molto grande, detto cufino, una coffa, e questo si utilizzava allora per mettere gli ulivi. Allora c'era, ora non ci sono più, ci sono le cassette, allora si mettevano in quelle. All'epoca non c'era la plastica. No, all'epoca con queste erano magari più piccole, se ne facevano pure molte grandi, che c'erano 60-70 kg di olive in un cesto di quelli, fatte abbastanza grandi. Poi questi sono i famosi cestini normali che uno poi fa. Il famoso panaro per gli raccogliere i fighi, per gli raccogliere la frutta. E qui abbiamo anche dei cucchiai in legno, li realizza sempre lei. Questo sì. Questo c'è da perdere tempo, già lui lo sa. Noi l'abbiamo visto su Bella Sicilia, un video che è diventato virale. Allora che 1.400.000 visualizzazioni, perciò Creazione non è del che- mestolo. Ecco, andate a cercarlo sul canale Sì, YouTube sì. di Bella Sicilia, su Facebook. sì. E lì abbiamo la cannizza, la famosa cannizza. Sì, però ancora ho fatto questa, però poi la devo completare perché ora questa la devo pulire. Non l'ho pulita perché tutte queste foglie qua ora si devono togliere perché sennò non si poteva lavorare alla canna. Mentre questa è ultimata. Quella è ultimata, ma quella è pure vecchia, perciò l'ho portata così, non è nuova. Qual è l'utilizzo che si fa di questo Allora, questi oggetto? qua vengono utilizzati per tanti scopi. Prima cosa per essiccare tutta la frutta, essiccare i pomodori, essiccare tante ortaggi, quello che si vuole essiccare sopra. Perché come essiccano qua sulle canne, non essicca nessun'altra cosa. Perché questo al momento in cui viene messa al sole, non è perché poi di sopra viene coperta con quella che viene da seccare, però la canna si riscalda lo stesso. E quindi c'è la caloria alla mano morta in modo migliore e si essicca ancora prima. Poi una volta questi si utilizzavano pure per fare le contropareti, per fare i controsoffitti. Se ancora andiamo a guardare in quelle case vecchie, in certi posti, e uno va a raschiare in quei muri sottili così, e ci trova queste qua messe, sotto quello che poi si metteva una parte di gesso e già si sembravano i muri. Ora c'è un cartongesso, quindi non servono più. Allora non c'era. Però il passato ha molto da insegnarci. Io credo di sì, e credo proprio di sì, perché queste cose allora
erano solo tutte alla portata di tutti, si facevano perché ora si fanno solo così. A costo zero praticamente Sì, si poteva... certo, solo a perdita del tempo necessario che ci voleva per farli. Ora è tutto... Noi le facciamo i complimenti. Il suo nome? Salvatore Sidoti. Signor Salvatore, complimenti. Grazie. Un saluto a tutti gli amici di Bella Sicilia e alla prossima, grazie. Allora, questo è il prodotto finito. Ancora è rimasto rustico perché si deve pulire. Si devono tagliare tutte quelle parti che non servono. Però il prodotto è questo.